onda musica indipendente. Buongiorno, ben ritrovati a Musica Indipendente. Oggi venerdì 20 giugno, siamo alla fine della primavera, inizio dell'estate e ho qui con me due personaggi che saranno poi i protagonisti di questa trasmissione, di questa puntata di Musica Indipendente che sarà alternata di brani di artisti che tra l'altro sono stati scelti dal nostro ospite che avete già conosciuto, che è Emanuele Beluffi, nella sua playlist, ma ne parleremo alla fine, su Rottergat Italia, su Spotify. Allora, con noi abbiamo Jacqueline Caresoli. Ceresoli, benissimo. Storica e critica d'arte specializzata in archeologia industriale. È docente e curatrice indipendente, collabora con diverse testate specialistiche, interessandosi, sto leggendo, ragazzi, sto leggendo, interessandosi di dialoghi, corrispondenze tra architettura, arte e spazi urbani e in particolare di processi di cambiamento dell'arte pubblica e relazionale, in cui la città è l'ambiente sociale per eccellenza. Poi al nostro fianco, per chi ci vede sul canale televisivo, abbiamo Emanuele Beluffi che oggi si presenta solamente come giornalista e art director. Allora, prima di entrare nel vivo del nostro programma, io vi annuncio subito un brano al Fulmicotone che è Umberto Maria Giardini ed è il titolo è Ognuno di noi sogna porno. La playlist di Emanuele Beluffi. La pelle di Emanuele Beluffi.
Bene, era Umberto Maria Giardini, il brano Ognuno di noi sogna porno, e abbiamo con noi i nostri due ospiti, Jacqueline Ceresoli e Emanuele Beluffi. La domanda è: cos'è che vi accomuna voi due? Prima le signore. Allora, buongiorno a tutti, siamo a ridosso del solstizio d'estate e quindi speriamo di portarvi un po' di sole oggi, anche se noi siamo in un sottospazio tutto con le luci al neon, ma fuori c'è il sole. Vengo ai fatti, che cosa ci ha unito? E beh, innanzitutto arte, ABC, arte Beluffi Ceresoli. Una risposta perfetta, sintetica, e non posso che condividerla. Quindi vi unisce l'arte. Sì. Ok. In quale ambito, la domanda che faccio vale per tutte e due, ok? In quale ambito territoriale trovate ispirazione per la vostra critica o creazione? Chi risponde dei due prima tu? Facciamo una volta per uno. Mhm. Guarda, io sto riscoprendo e scoprendo la cultura e l'arte legata al territorio. Per esempio, la collaborazione con la Fondazione Giancarlo San Gregorio è stata utile per me anche per questo, per la scoperta di artisti, talenti giovani e meno giovani, legati al territorio. Quindi io che ormai da 15 anni, anche di più, opero nel sistema dell'arte contemporanea, sempre con questa vocazione nazionale, se non addirittura internazionale, nel corso degli ultimi anni ho scoperto o riscoperto la eccellenza della cultura legata al territorio. Ci sono un sacco di artisti, artisti visivi, artisti nell'ambito della musica, del teatro, che pur non essendo nella ribalta internazionale, sono di estremo valore, fanno delle opere di estremo valore. Quindi viva il territorio. Sì, è un po' quello che succede nella musica, no? Tendenzialmente anche prima si parlava con Jacqueline, la domanda: "A te che ti piace?" E quant'altro, no, e ho fatto presente che ad esempio non certamente il numero primo in classifica delle classifiche odierne, mi stimola o mi seduce, sono più portato a cercare una musica che mi dà una intimità, una ricerca, una, serenità, no, oppure un grande piacere, perché no? E non necessariamente sono famosi, quindi personaggi sconosciuti che però fanno dei lavori straordinari, che non raggiungono mai il grande pubblico, ma li seguiamo perché e quelle che sono poi le condizioni per cui questi personaggi restano in una nicchia, a volte dorata, a volte invece di sofferenza, ma, fanno delle cose di grande qualità. Tu cosa ne pensi, Jacqueline? Dunque mi accodo e spero di portare un nuovo pensiero. Se Emanuele ragiona sull'entroterra per riscoprire quello che è un chiamarlo solo patrimonio è poco, proprio una, relazione non solo con le persone che ci vivono, che fanno il luogo prima dell'architettura, ma proprio questo aprirsi ad accogliere un nuovo laddove non ci si aspetta di trovare qualcosa. Ebbene, se lui lavora sull'entroterra, comunque in Lombardia, io ho sempre considerato invece la città, ma soprattutto ho sempre lavorato ai margini della città. Anche attraverso i miei corsi all'Accademia di Belle Arti di Brera, effettivamente praticavo la camminata come mezzo esplorativo di documentazione. Con i miei studenti ci si trasformava un pochino come i pifferai magici e si andava appunto nei luoghi ai margini del centro, dove si scopriva ogni giorno un potenziale straordinario di associazione, quello che un tempo, insomma, qualcuno di voi mo potrà capire, ed era la cultura underground, dove di fondo ci si divertiva semplicemente del fare le proprie cose, al di là del, come dire, l'obiettivo di una mostra, di quanto guadagno, che cosa posso diventare, sei o non sei famoso, no. L'arte è fare questa condivisione, questo capitale umano che si trovava proprio in periferia come centro del nuovo elaboratorio di idee e di un potenziale che poi ha dato i migliori frutti sia nella musica,
sia nelle arti visive, sia nel cinema e altro ancora. Insomma, la periferia è il laboratorio delle idee dell'estetica contemporanea. Manuele? Sottoscrivo. Perfetto, allora passiamo a un secondo brano, trattandosi di musica indipendente, stavolta è una cover di Jazz Carnival dei Calibro 35. Bene, per i più attempati ascoltatori di musica indipendente, questa ve la ricordate, era la sigla di Mixer, condotta da Gianni Minoli, siamo negli anni 70 e gli artisti originali erano gli Azimuth, in questa versione invece l'artista è Calibro 35, che sono famosissimi perché fanno sigle di film, mentre il film viene proiettato loro si divertono a suonare in sala direttamente live la colonna sonora. Quindi, scusate, quindi ritorniamo in studio con i nostri due ospiti. I nostri due ospiti che ripeto sono Jacqueline Ceresoli ed Emanuele Beluffi. Allora,
Domanda: quali sono stati gli artisti che ritenete più importanti, no, e meritevoli di essere, come dire, menzionati? Artisti contemporanei, Quello che viventi? vuoi, cioè, la Ma tua cultura, tu sei arrivato oggi ad avere un ruolo in una società artistica, frequenti gallerie d'arte, fondazioni, istituzioni e quant'altro, come ci sei arrivato lì? Leggendo all'inizio Socrate e poi? guarda, ne parlavo con Jacqueline mentre venivamo qua. Ho scoperto questi giovani artisti, perché comunque hanno 30 anni o poco più, l'età media è quella, a Milano, che hanno aperto questo spazio espositivo, questa associazione, che in italiano, si chiama, Cacciatori di giovani artisti, proprio è anche bello il nome. In inglese è Young Artist Hunters, che sono freschi ed innovativi. Secondo me stanno portando una ventata, anzi non tanto una ventata, ma un refolo, perché sono ancora alle prime armi, quindi un refolo, un soffio d'aria fresca. E quindi, per rispondere alla tua domanda, più che un nome e cognome o che piuttosto che artisti singoli e individuati e singoli, mi viene proprio da dirti questa nuova realtà milanese che secondo me va incoraggiata, va seguita, perché si discostano un attimo da quello che è il mainstream della provincia milanese. Quindi sinceramente la prima risposta che mi viene è questa: Perfetto, tu? cacciatori di giovani artisti. Concordo perché con Emanuele siamo diversamente giovani e quindi abbiamo un osservatorio sul campo ampio e abbiamo visto le generazioni mutare tra gli anni 2000, soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie, ad oggi l'inciampo del Covid, eccetera. Quindi sto anch'io sul pezzo, non faccio elenchi di nomi e cognomi perché quelli noti li conoscete già e quindi inutile fare della sociologia spicciola che sapete che vuol dire anagrammando, lo so già, ma sono dell'idea, insegnando anche, ne parlavamo proprio venendo qui in radio per discutere insieme di un nuovo scenario che si sta aprendo, c'è una freschezza in questi under 35 che insomma è inutile dirlo, non solo non hanno nessun imbarazzo a dichiararsi imprenditori delle proprie idee, si autofinanziano, sono molto coerenti, sanno quello che vogliono, soprattutto trovano delle sinergie, dei compagni di viaggio e anche chi aiuta le loro idee a marciare su delle teste che condividono i loro obiettivi e diventano piccola impresa, ecco. Questo atteggiamento che poi è vecchio come il mondo, perché insomma le avanguardie ci insegnano proprio quello che abbiamo imparato. Non c'erano critici, non c'erano storici dell'arte, non c'erano istituzioni, si mettevano insieme e recuperavano quella relazione di capitale umano, di aiuto, divertimento, stesse donne, fumi, viaggi, serate, eccetera, ma portavano avanti un'idea e poi ci guadagnavano anche. Tutto in maniera autonoma come piccoli imprenditori e ognuno portava del proprio. Questa generazione ha un vantaggio che sono quelli dei social media, quindi è ancora più immediata. Se li sai usare bene, ecco che ottieni una immediata visibilità. E infatti penso che questa ondata di freschezza, ma anche di, e chiudo, entusiasmo, sia la parte più fertile della situazione dell'arte contemporanea. A proposito della nuova tecnologia, che sia usata bene, come diceva Jacqueline, dà, spazio al piccolo artigiano, diciamo, e l'artista, che sono i nuovi artigiani del nuovo rinascimento tecnologico. Dove può portare? Allora, io non sono un nemico e un avversario delle nuove tecnologie. Assolutamente, Quindi nessuno io ti credo, cioè. rispondo dicendo che nel campo dell'arte porterà lontano. Magari sacrificherà alcuni lavori, alcuni artisti, alcuni operatori di settore, ma nello stesso tempo aprirà delle possibilità fino a questo momento inesplorate e magari qualcuno si rinnoverà Come sempre si dice. attraverso un nuovo modo di approcciarsi all'arte contemporanea grazie appunto alla tecnologia. Non sono catastrofista perché penso sempre a quando, per esempio, venne inventata la fotografia
e tutti dicevano: "Oddio, saremo tutti disoccupati", i Lo pittori. stesso Baudelaire del resto non aveva Poi grande abbiamo visto discussione. com'è andata. A tutt'oggi, nel 2025, la pittura nelle fiere d'arte è quella che va per la maggiore, quindi non è Dominante. assolutamente stata, dinosaurizzata dalla Mh. fotografia. E idem, se vogliamo uscire dal settore strettamente culturale, quando hanno inventato l'automobile: "Oddio, saremo tutti disoccupati noi che portiamo il calesse con i cavalli". No, c'è stato un ricambio e nessuno è finito sul lastrico, diciamo così, ci si reinventa. Quindi viva la tecnologia. Sono d'accordissimo, è tutto connesso, allora raccontiamoci, no, voi, ragazzi e ragazze che ci state ascoltando, siamo figli della televisione fondamentalmente, ma la televisione per i vostri genitori, nonni, eccetera, rimane ancora un, strumento di informazione principale, eppure voi viaggiate su un doppio binario. Fondamentalmente c'è la televisione, ma poi ci sono ovviamente tutti quelli i servizi digitali che vi, dovrebbero insomma appagare il vostro desiderio di curiosità. Quindi siamo in un momento di connessione e appoggio quanto ha detto, Beluffi, proprio perché in questo momento di infinite possibilità insieme vince l'idea migliore e a questo punto hai più strumenti per far sì che questa idea si sviluppi e come disse Duchamp, infatti: "Se le idee sono buone come le puttane vanno con tutti, evviva." Bella questa Quindi viva le conclusione. puttane. E certamente salvano il mondo. Bene. Sante subito. Beh, questa cosa succede anche nella musica, devo Mh. dire. C'è, forse magari un abuso maggiore rispetto ai pittori, agli artisti visivi, perché qui anche, in questo caso anche siamo nel caos, anche l'analfabeta Sì. può comunque produrre musica, e poi venderla e Mh. Mh. commercializzarla e quant'altro. Siamo, diciamo, alle origini di questa nuova ondata volgare prima che arrivi la La bellezza, rivelazione. e nella relazione con gli altri arriva questa bellezza, arriva veramente uno stile, arriva veramente una condizione che appaga tutti quanti. Potrebbe essere così. Ma Guarda, posso? Sì, Perché hai assolutamente. detto a mio avviso la parola chiave, la relazione. Quando un'idea prende forma e dà una semplice immagine o un qualcosa che non hai ben chiaro esattamente come si può sviluppare, dà forma a qualcosa di concreto e che può diventare utile per altri, quando incontra l'altro o gli altri. Quindi, questo primo idea si concretizza e diventa un possiamo dire anche un sogno collettivo di benessere che fa comunità, torniamo alla Sì. parola chiave, ma nell'incontro con l'altro. Quando l'arte fa questo e unisce il soggettivo e il collettivo, vince fondamentalmente, perché se non ci sono degli sguardi che riconoscono in quello che vediamo, a parte il bello o non bello, qui non possiamo entrare in dinamica perché il nostro pubblico si potrebbe alquanto annoiare. Ci vuole uno sguardo che riconosca un qualcosa. Se insieme riconosciamo un qualcosa che chi brutto, chi bello, chi si emoziona, chi no, comunque sia chi critica, chi non ha capito esattamente, però sta già operando sui nostri sensi. Ma in maniera del tutto naturale, se abbiamo intorno degli sconosciuti di fronte a quella cosa lì misteriosa, noi entriamo in relazione, perché ci scambiamo un commento. Poi non succederà mai più che ci si incontri, cioè, ma in quel momento lì relazioniamo uno scambio con qualcun altro e allora l'opera esiste. È Ma così. poi scusami, stiamo parlando di musica, ritornando al brano che abbiamo appena ascoltato, dei Calibro 35, che hanno coverizzato, Jazz Carnival degli Azimuth. È proprio grazie alla tecnologia, io per esempio, che ho scoperto questa cover e molto probabilmente tante altre persone, grazie alla tecnologia, hanno scoperto che in realtà quella famosa sigla di Mixer che era degli anni '80, 70. 80, 80 e 90, vai a controllare a proposito di tecnologia, era in realtà, un brano appunto di questo gruppo, di questa band che appunto si chiamavano Azimuth. Quindi, diciamo che soprattutto nel campo della musica magari riesci a distinguere quando una determinata composizione è fatta con l'intelligenza artificiale e quando invece è fatta dall'essere umano, e lo percepisci perché al momento attuale è un pochino noiosa, un pochino plasticosa, ma sono ovvietà
alle quali si può rimediare e si rimedierà con il tempo. Pensa soltanto a quando non c'erano le sovraincisioni. Allora, magari i puristi all'epoca dicevano: ma questi utilizzano le macchine, fanno le sovraincisioni. Ai miei tempi invece si suonava tutto dal In vivo in diretta. diretta." Insomma, è un po' un atteggiamento da vecchia zia, insomma, per quanto mi riguarda, Ma, quindi volevo aggiungere anche, pensate un po' voi che ci ascoltate, tutti smanettate un pochino con la fotografia e tutto quanto, no, per andare con il pro e il contro, come sempre è avvenuto. Allora, pro fotografia analogica o appunto dopo le tutte quelle che sono state le rivoluzioni dei primi anni '90, nessun fotografo poteva esimersi dal naturalmente adeguarsi a un mercato di una fotografia che richiedeva un trattamento digitale. Oggi le 2 cose coesistono, quindi smettiamola di pensare uno contro l'altro e pratichiamo invece il con, il suffisso con di fondo. E allora, ripeto, quella possibilità che la tecnologia offre può creare inevitabilmente il nuovo, anche se l'idea ovviamente può derivare da una rielaborazione di un passato. Giustamente la cover, beh, ma a me viene in mente il DJ più ovviamente ricco del mondo, Sinclair, "A far l'amore comincia tu", bravissimo, della Raffaella Bobby Carrà. Suo Sinclair. compleanno il 17 di giugno, santa subito, una delle donne più intelligenti delle produzioni della nostra Rai, 5 lingue e altro ancora, ce ne fossero di persone così aperte alla relazio ebbene, però tutto il mondo anche della musica da, commerciale, discoteche, eccetera, fa i remix degli anni '80 o comunque quella musica che doveva farti ballare, ma è diversa fondamentalmente, non è solo una copia, perché ci sono delle tecnologie e strumenti che hanno aggiunto quei dettagli che naturalmente all'epoca non potevamo ascoltare. Bene, la discussione è interessantissima, pausa e riprendiamo a breve. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci qua, siamo alla seconda parte del programma Musica Indipendente e con me c'è sempre Jacqueline e Emanuele. Vi voglio ricordare una cosa molto curiosa che vi può interessare e seguire direttamente poi voi su Spotify. La compilation che stiamo ascoltando è una compilation scelta direttamente dal nostro Emanuele Beruffi, detto l'imperatore. No, scherzate. Detto l'imperatore perché Non è vero, non è vero. Si onnisciente. autodefinisce Sì, così, fa il finto l'imperatore. modesto. Però diciamo, al di là dell'ironia e del gioco che ci sta coinvolgendo un po' tutti quanti, che questa playlist è interessante perché non faremo in tempo ad ascoltarla tutta, però ci sono gli storici Scisma, i primi Litfiba, Roberto Ciotti, che era un bluesman romano che io non conoscevo perché avevo un amico che si chiamava Roberto Ciotti che lavorava in Polygram, ma non era questo artista. E poi sono un rockettaro e un bluesman anche, ma la mia informazione arrivava direttamente dall'America. Quindi è una playlist da seguire e vi dico è su Rock Targato Italia Spotify e troverete la playlist di Emanuele detto l'imperatore. Però devono cercare la playlist di Emanuele Beluffi. Sì, Emanuele Beluffi. Avete visto e perché- sentito che è un finto modesto? E ricordatevelo bene, playlist Emanuele Beluffi. Sì. Vorresti fare la Anche DJ? perché se scrivete l'imperatore non lo troverete mai. Esatto. Quindi nella discussione che abbiamo iniziato, che secondo me è anche molto interessante perché tocca una serie di tasti che anche tecnicamente nel mondo dell'arte sono anche un po' tabù, per cui guarda a toccare la cornice, guarda a toccare il colore, e quindi la tecnologia invece tutti questi tabù li ha sfatati. No, vabbè, voglio farvi una domanda. Scusate, Ma va? poi Ma va? riprenderemo. Siamo qua per questo. Non me Allora, l'aspettavo. E noi non abbiamo mai risposte esaurienti, dalla vostra posizione, seduti in questo momento, esatto. però diciamo artisticamente, professionalmente, avete capito benissimo. Quali consigli dareste ai nostri ascoltatori per fare una piccola collezione d'arte? A te l'onore della risposta. Prima di tutto, non guardare le quotazioni, non guardare le gallerie, quelle che contano o contano meno, ma, come si dice in gergo, andare di pancia. Cosa vi piace di più? Qual è il linguaggio, la tecnica, la pittura, la fotografia, oppure i collage, oppure, quelle che sono chiamate le installazioni, che sono una continuazione di sculture. Certo, dovete avere una casa molto grande perché l'arte contemporanea va verso l'oversize, per cui o avete una casa megagalattica su 3 piani, oppure diventa molto difficile ospitare le installazioni di arte contemporanea perché sono ambientali e anche immersive. Quindi, prima domanda: cosa mi piace? Cosa mi emoziona? Cosa considero per me bello? Un qualcosa che ritorniamo a un sano desiderio, coraggiosissimo desiderio di bellezza, perché in questo caotico mondo l'abbiamo un po' persa di vista. Se vi fa stare bene un'opera è vostra. Guarda, la prima cosa che mi viene da consigliare è la seguente: non pensare di comprare un'opera d'arte sperando che poi rivendendola ci guadagni. 9 volte e mezzo su 10 non è così, è come rivendere l'automobile, cioè ti smeni. Quindi, come ha detto Jacqueline, se vuoi iniziare a fare la tua, chiamiamola collezione d'arte contemporanea, va dove ti porta il cuore, tanto per citare un'opera letteraria che hanno letto quasi tutti, tranne me. Anch'io non l'ho letta, mi sono Siamo già in 2. rifiutata. Esatto. Quindi scegli Vabbè, le cose perché che ti sono piacciono, sarebbe scegli venuto. scegli le cose che Di ti pancia, emozionano, come pancia, per la musica, d'istinto, come per la musica, come per il stessa cosa. sesso, come per l'erotismo. Cioè, non ti fai tante domande. Hai voglia e te la prendi, punto. Certo, chi negli anni '90 ha comprato un Eh beh. Castellani, poi c'ha guadagnato, certo. Non nego che in alcune circostanze ci voglia lo Ma sguardo dopo, lungimirante, ma dopo. non è No, no, è questa la quello prima per cosa cui iniziare. deve pensare. Cioè, se pensi di comprare arte per fare investimento, per arricchirti, allora Hai hai già sbagliato a sbagliato. capire come gira il mondo. Soprattutto
se operi in Italia, adesso non voglio fare per forza il nemico del mercato italiano, che è molto più simile al mercato rionale, ma viva il Ma mercato viva il rionale, mercato leonale, è la vita. Posso aggiungervi un aneddoto e non voglio essere se non è troppo noiosa. lungo e No, noioso. no, no. Allora, tutti conoscete La merda anarchista di Manzoni del 1961, La merda in scatola, per darvi un senso, che è la scatola Manzotin che cominciava a diffondersi e quindi la carne in scatola che ci arrivava dall'America. Già geniale Manzoni in 3 lingue, i grammi, altro ancora. Beh, ma sappiamo benissimo che è morto nel 63, quindi una vita fulminante, ma sostanzialmente la merda d'artista, quando è morto così giovane prematuramente questo genio che era un autodidatta, non se la filava nessuno. Gli amici che l'hanno avuta in dono, mio Dio, non avevano la minima consapevolezza di quanto nel tempo questa sarebbe diventata oro. E quindi, come vedete, gli ultimi saranno i primi. Bisogna ma ripeto, piacere personale. Tutte le grandi collezioni dei collezionisti che oggi riconosciamo tali, agiscono solo d'istinto, di passione e per un gusto personale. Punto. Del resto è anche il pensiero che fanno moltissimi galleristi. Certo, pensano naturalmente se quel tipo di lavoro di quell'artista possa, rientrare nel gusto, nei desiderata dei propri clienti, ma 9 volte su 10 anche in questo caso agiscono di pancia, per usare la tua espressione, cioè mi piace, mi Lo so. emoziona quest'opera, poi certo è ovvio c'è anche un discorso prettamente commerciale, perché o sei ricco di famiglia oppure devi comunque, Dopo do tirare avanti la baracca. Però bisogna sempre seguire le proprie emozioni. Sembra una frase banale, no. ma è così, perché funziona anche con la musica. Adesso abbiamo ascoltato i Delta V, una canzone splendida, uhm, perché ti sommuove, fa qualcosa nell'animo, nella pancia, se vogliamo essere proprio terra e materiali. C'è sempre questo parallelismo, almeno per quanto mi riguarda, tra l'arte e la musica. Secondo me c'è Sì, anche un parallelismo con il cibo, ma su questo sono ignorante, quindi lasciamo sono parlare d'accordo. I forse sensi, no, di Francesco ne sa più di fondo me. quando ragioniamo di arti e non arte, ragioniamo sui 5 sensi e poi come diceva Alighiero Boetti, il quinto è il pensiero. In fondo il pensiero dà E poi c'è il poi quinto senso e mezzo di Groucho e Marx poi di c'è il Dylan quinto Dog. elemento, ma questa è un'altra cosa. Vedete come tutto cioè u è tutto connesso, un'associazione di una serie di parole che si rincorrono, ma poi quando diventano opere e quindi c'è un soggettivo che incontra il collettivo, per parlare tecnico, l'opera d'arte c'è, ci si riconosce un po' tutti in un piccolo frammento. In quegli istanti lì agisce sui nostri sensi e ci fa bene. Bene, dai, i nostri ascoltatori hanno allora sufficiente materiale per fare delle riflessioni sull'acquisto delle opere. Ci Ascoltiamoci, candidiamo come consulenti. Sì, allora, dai, proponiamo un'altra canzone, in questo caso è il Garibaldi Bellissi innamorato di Sergio Caputo. bello, io adoro Sergio Caputo, un grande. France
Bene, ritorniamo qua con Jacqueline e Emanuele che si sono un po' sbloccati rispetto all'inizio, che erano due Ingessati. pezzi di ghiaccio, adesso li vedo calorosi, li vedo empatici e quindi questo è molto positivo. E allora vi faccio un'altra domanda, dai. Dai. Frequentate le gallerie underground milanesi e non solo, e collaborate anche con istituzioni e fondazioni importanti. La vostra scelta professionale si può dire felice? Mh, Dai, inizia tu. Beluffi, no, il Ah no, capo. prima le signore. Uhm, Riflettiamo. Insomma, termine felice e impegnativo, ma, non sono dell'idea che si possa definire felice. Siamo in attesa, in ascolto e in qualche frammento stiamo meglio che in altri momenti. È una questione di piccoli istanti, la felicità è fatta di piccoli istanti, e c'è la parte oscura, o meglio citando un grande: "L'inferno, il purgatorio, il paradiso", così faccio finta di essere colta, ma è solo immagine. E in questi anfratti tra un inferno, purgatorio, paradiso, si nasconde, si cela la felicità, ma bisogna essere pronti per coglierla. Carpe diem. Allora forse ho fatto confusione, io intendevo la felicità della vostra professione, non quella No, no, ma intima. io l'ho intesa così. Eh beh, Okay, perfetto, ma dai. Ovvio, è io l'ho quello. intesa così. Ma allora, la felicità non esiste, Mh. quindi è solo un Vabbè. è un Mente, valore letterario. L'imperatore È un valore mente, è un No, valore vuole fare il letterario. spudoratamente, sì. È un dark, valore l'irrequieto, letterario, perché non così Dai, cucca di più. dai, Sì. facciamola parlare. L'esistenzialista. ma no, ma poi io lo sai che sono più sul versante scientifico, non esistenzialista, quindi la felicità secondo me non Bla, bla, esiste, bla, bla, è bla. solo una condizione auspicabile che però dal mio punto di vista non si raggiunge. Se vogliamo incanalarla nel settore professionale nel quale operiamo, idem, cioè la stessa risposta. Ma non è pessimismo, È sì, certo attesa, ci sarà, è ma forse attesa. Gianni Agnelli era felice, Ma perché tanto non neanche, ha si Ma fatto faceva una neanche, ma minchia, ma neanche, non con ha tutti i fatto neanche. soldi che niente, aveva non ma aveva non ha fatto una desideri di minchia fino a quando niente. non ha compiuto 40 anni, poi negli anni Allora, '60 l'hanno messo a capo della Fiat. Ecco, forse così sì, sei felice perché, non lavori e ti pagano pure per non lavorare, nello stesso tempo sei mhmm, anche un collezionista d'arte contemporanea, vantando una collezione non indifferente. Ecco, però mi sembra proprio una condizione limite. Certamente, forse operare in questo settore, quello della creatività, dell'arte contemporanea, è meno noioso che ne so, operare in in un miniera. ufficio, ecco, o in Dal miniera. Ma in dentista, realtà dal in dentista. realtà l'arte contemporanea nasce proprio laddove non te l'aspetti, quindi, È non solo l'ozio. l'arte, anche la letteratura, la L'ozio, musica, l'ozio, l'ozio. Il ma cazzeggio per dirla con un il cazzeggio ma è anche felice. lavori Sì. sottopagati, insomma, per esempio, com'è che si chiamava lo scrittore che aveva il nome russo? Dai, aiutami. Majakovskij. Bukowski, grazie, m'hai Bukowski, aiutato lo stesso. infatti. Bukowski ha fatto un sacco di lavoracci per tirare a campare, ma era Bukowski. Quindi l'arte contemporanea in realtà, spesso e volentieri nasce anche dalla noia, dalla tristezza, nasce dalla cassiera del supermercato, dal gommista. È da lì che nasce l'arte contemporanea. Uno dei, secondo me, più bravi critici al mondo faceva il camionista, cioè faceva il trasportatore d'arte, prima di diventare uno dei più grandi critici americani, Jerry Salz. E quindi la felicità, forse è meglio se non esiste, perché altrimenti non credo che avremmo tutta questa bellezza intorno a noi. Questo è il mio punto di Ma vista. in effetti è quello che si diceva, è uno stato di attesa, è un desiderio. Se desideri qualcosa fondamentalmente c'è una mancanza di una qualcosa e quindi questo stato di mancanza di felicità ti mette sempre in viaggio per non raggiungerla, ma cercarla Che poi in Bukowski maniera era costante. americano, no? Al di là delle storpiature del diffondere l'internazionalismo oggi è una regola, è una verità, nessuno muore più dove nasce, ma la felicità del nostro lavoro, per un fatto sì, siamo veramente dei privilegiati, perché siamo circondati da artisti
o comunque sia di coloro i quali hanno tanto tempo per fare cose stupide, effimere per gli altri, e ogni incontro con un artista ti porta a uno stato di profondissima leggerezza, citando Calvino, che ti arricchisce. E impariamo moltissimo a guardare in maniera diversa la realtà e quindi fa bene. Bene, allora io ascolterei un ultimo brano ed è praticamente un brano dei Ladri di Biciclette, Un buco in fronte, e poi ritorniamo con i nostri ospiti per la chiusura. E li aspetto una domanda diabolica. Tosta. Bene, io credo che come dire, la condizione sociale, il conformismo sociale azzera la creatività, gli stessi sociali e culturali. Ora, in conclusione, la vostra opinione sullo stato dell'arte, delle cose, la ricerca, la sperimentazione in sintesi esiste ancora? L'arte è quella lacerante, quella che fa discutere, quella che ha anche erotismo, come diceva prima, che smuove. C'è ancora oppure siamo dominati dallo stato della consolazione dell'annientamento culturale? No, anzi, se un artista non è un ladro di biciclette, tanto per commentare la canzone che abbiamo appena ascoltato, è stata dalla playlist per la prima volta Pezzi di ritorno, quindi prendete tempo. Spotify, ho fatto una playlist E poi votate i brani che vi aggradano, noi vi daremo il contenuto. La domanda è un'altra. La domanda è No, un'altra. guarda, se non sono ladri di biciclette, guai gli artisti. No, intendo dire la società oggi, anche la politica, nei confronti dell'arte, ho detto lo stato attuale dell'arte e quindi l'esistenza delle gallerie, la capacità di elaborare un progetto, di sostenere delle scuole innovative, di fare in modo che anche artisti che non hanno certe condizioni economiche possano comunque esserci. Lo Stato, la società è presente, è No, allora, assente, o la società premia quelli bravi, come ho visto te io e te l'altra sera, che è un dipinto che sembra una fotografia, che però siamo usciti molto delusi perché preferiamo un Freud perché più lacerato e di discutere. Ecco, questo è il senso della domanda. Voi come la vedete? Siamo messi male o messi no, allora, non siamo assolutamente messi male. Poi, ci sono artisti bravi, come l'artista che abbiamo visto l'altra sera, che però, non dicono nulla di straordinario, non suscitano quelle emozioni, quelle farfalle nella pancia
di cui parlavamo prima. E non è neanche detto che l'artista debba essere per forza l'artista con le pezze al culo, nel senso che vi sono anche degli artisti imprenditori, passatemi questo termine, artisti che sanno quello che vogliono. Diciamo che è un mondo molto variegato, non è unidirezionale. Certamente un artista non è un impiegato di banca, quindi è un po' il ladro di biciclette, per usare l'immagine che ho usato prima. La società lo premia, il pubblico lo premia. Se sei bravo o prima o poi vieni scoperto, o quando sei in vita o quando non sei più in vita. E chi lo scopre? Gli operatori di settore, le gallerie, i critici, i giornalisti, i collezionisti, tutto quello che ruota attorno al mondo dell'arte contemporanea. Poi certo, è ovvio, ci sono i casi dei geni, incompresi, che vengono riscoperti decenni dopo la loro morte. Però, per quanto possa sembrare banale, io sono dell'idea che un lavoro di qualità, un lavoro artistico di qualità, se è di qualità, prima o poi premia l'autore, cioè si fa vedere. È come quando uno fa un disco, un album, e non pensa di tenerlo chiuso nel cassetto, no, cioè vuole farlo vedere, ascoltare, vuole che venga ascoltato, fruito. Nessuno fa un disco per tenerlo chiuso nel cassetto, no, è lo stesso l'artista. Prima o poi queste cose fatte per i sensi, le orecchie e l'udito e la vista, vengono viste, vengono ascoltate, vengono scoperte. Quindi la società, il pubblico, secondo me, premia la qualità. Concordo e aggiungo solo 2 battute finali. La prima è che quando c'è l'intuizione, non la creatività, di cui non abbiamo fatto ancora abbastanza chiarezza, nel tempo la si distingue e quindi, l'intuizione non è una copia o una rielaborazione di un già dato. 2, non lo abbiamo ancora specificato, ma un conto è parlare del sistema dell'arte, del mercato, di quello che è una macchinosa, raffinata e complessa appunto, come dire, struttura che mette in commercio e crea, ovviamente denaro intorno a un'opera e i 3, punti cardini sono naturalmente il gallerista, il collezionista, l'ultima ruota del carro oggi è il critico che c'entra poco meno e poi le istituzioni. Quando c'è questa catena, questo intreccio, allora si costruisce dal niente anche il valore commerciale di un'opera, ma altro è l'intuizione, la ricerca, un perseguire in maniera autentica una propria idea e poi, come giustamente ha detto Beluffi, la si vede, la si riconosce anche a distanza di tempo come una stella, anche quando è morta, brucia, vive, si illumina di luce propria e poi allora la riconosciamo, ma se manca l'intuizione non c'è l'opera. Bene, sulle queste parole di Jacqueline Ceresoli e con la presenza di Emanuele Beruffi, io vi saluto, la trasmissione termina qua, l'appuntamento è per venerdì prossimo, parleremo sempre di musica, di arte e di ciò che ruota intorno. A tutti buona vita. Grazie, grazie e buona estate, solstizio d'estate il 21, domani, la giornata più lunga dell'anno. Siate svegli, attivi e divertitevi. Io non posso che dire buona vita Social Club, che altro devo dire? Avete ascoltato Musica Indipendente.